Ciao bimbi, ciao bimbe! Guardate dove siamo? Nel nostro giardino. Ve lo ricordate? Dai che presto ci ritroveremo. Oggi per voi abbiamo preparato un bel libretto delle stagioni. Guardate un po', adesso siamo in primavera, ci sono gli alberi con i fiori e ci sono anche le farfalle. Le avete viste in giro? Sul pesco un fiore rosa, fra le foglie si riposa. Quando ero un bruco, sempre affamato, girovagavo nel verde prato. Ora io volo nel cielo sereno, mi sposto ovunque in un baleno. Sono diventata una farfalla, rossa, arancione, azzurra e gialla. Dopo la primavera arriva l'estate. Guardate che bell'albero di ciliegie! Sull'albero il frutto colorato è pronto per essere mangiato. Calda l'estate, tutta d'oro. Che cos'hai nel tuo tesoro? Giorni lunghi, notti belle, colmi di lucciole e di stelle. E finita l'estate, arriva l'autunno, con le sue foglie colorate. Sulle chiome ormai spoglie stan ben salde tante foglie. Avanza l'autunno imbronciato, è grigio, piovoso, annebbiato. Ci dona i grappoli d'oro dei bambini prezioso tesoro. E quando dal ramo le foglie vengon giù, puoi essere tranquillo che l'estate non c'è più. E dopo l'autunno arriva l'inverno con la neve. Il pupazzo di neve. Son gigante oppure nano. Ho una scopa nella mano. Sono bianco appena fatto, poi divento un bel mulato. Se fa freddo, son ciccione, ma col caldo, addio pancione. Sopra i rami nudi e stanchi cadono leggere i fiocchi bianchi. Vi è piaciuta questa storia? Ciao, a presto!